Siamo al Museo Nazionale della Sicilia di Messina. In questo momento l'esposizione ospita una mostra dedicata all'Annunciata di Antonello da Messina. Siamo nella zona nord della città, vicino all'ex ospedale Regina Margherita. Questo è l'ingresso del museo di Messina, Museo Nazionale di Messina. E adesso entriamo nel vialone principale, che è anche la sede del nuovo museo di Messina. Il museo è una vecchia filanda qua sulla sinistra, mentre il nuovo museo è un edificio completamente costruito in cemento armato, un edificio moderno progettato dai professori dell'Università di Messina. È stato realizzato già da molti anni, da 25 anni è stato finito il nuovo museo e attende di essere inaugurato. Il museo di Messina è un contenitore di molti pezzi che sono sopravvissuti del terremoto. Comunque in questa spianata ci sono anche pezzi di archeologia e anche cose preistoriche, oltre alla pinacoteca e alle statue dei pezzi ottocenteschi. Queste ad esempio erano due fontane che si trovavano nel cuore della città e sono state, al loro posto ci sono adesso dei palazzi, sono state ricostruite qua. Questo è il nuovo museo archeologico, che è il nuovo museo di Messina, che attende di essere inaugurato fra qualche mese, dicono, promettono, ci sarà l'inaugurazione. Questo museo è una bellissima struttura moderna progettata appunto da due professori universitari dell'Università di Messina. Quell'edificio in fondo è la sala più grande, quell'edificio grigio, e il museo è su due piani e si apre sul canale di Reggio Messina, che vedete là in fondo sul mare. Da questa parte siamo nella zona nord della città. Questa bella spianata è la piazza che si è creata qui davanti a questo edificio modernissimo che è il nuovo museo. 30 anni sono un po' troppi effettivamente per inaugurare un museo. Da 30 anni questa piazza è così, questo è tutto pronto per essere inaugurato, però non si riesce ad aprire questo museo, che è diventato una favola che insomma si promette di inaugurare giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Sono passati quasi 30 anni e ancora non si riesce ad aprire questo museo, che è uno dei più grandi musei come spazio espositivo. Forse è l'unico museo costruito con questa funzione in tutta la Sicilia, oltre al museo di Siracusa, che è un museo archeologico, e al museo di Caltanissetta, che è anche un altro museo archeologico sempre. Quindi dal punto di vista museale, come pinacoteca, come museo di opere d'arte in generale, è l'unico progettato in tutta la Sicilia negli ultimi 30 anni.